a Londra da solo per recitare senza portare con sé moglie e figli. La Rai ha prodotto un video dedicato a Shakespeare. Questo video per la prima volta la Rai mette in primo piano la questione della identità di Shakespeare. La questione sulla identità dell'autore più famoso del mondo è un problema noto da diversi anni. Il ricercatore Martino Juvara giornalista e direttore scolastico, aveva dedicato 50 anni delle sue ricerche a questa sua tesi, che fu anche la tesi di laurea. In questo video però si mette in evidenza il personaggio importante di Shakespeare, che coincide con quello del siciliano Florio, Michelangelo Florio. In tutta questa ricostruzione di questo video, che poi è un documentario di circa 25 minuti, alla fine si conclude dicendo che non ha importanza dove sia nato Michelangelo Florio, cioè Shakespeare. Se fosse anche nato a Messina, l'importante è che queste sue opere ci siano arrivate e che lui le abbia fatte. E per queste conclusioni non sono accettabili, perché si sorvola su un fatto fondamentale, che non si tratta solo della nascita di questo Michelangelo Florio, ma si tratta della formazione culturale che ha avuto questo autore importantissimo nella città di Messina. Questo è stato completamente cancellato dal video. Infatti Michelangelo Florio, secondo le notizie che Martino Juvara ha raccolto in 50 anni di ricerche, è nato sì a Messina, ma anche si è formato anche a Messina, cioè ha studiato i primi 16 anni della sua vita nella città di Messina. Quindi, essendo la città una capitale importantissima del Mediterraneo, sede di un porto antichissimo, di un arsenale militare, di un arsenale mercantile, un porto incrociato da flotte di tutto il Mediterraneo, incluse le crociate che sono partite, la maggior parte delle crociate sono partite da Messina. Viene dimenticato che nel 1548 veniva fondata l'Università di Messina, il ginnasio dei Gesuiti, la prima università dei Gesuiti, fondata da Sant'Ignazio di Loyola, che per l'occasione era venuto a Messina per aprire questo ginnasio. In questo stesso ginnasio si è diplomato il Florio, quindi la formazione culturale è avvenuta in questa città, è avvenuta in Sicilia. Lo Shakespeare che tutti conoscono si è diplomato a 16 anni, a solo 16 anni, era già un genio. A 16 anni si è diplomato in latino, greco e storia. Quindi conosceva benissimo i classici, conosceva benissimo la filosofia, conosceva benissimo la storia. Questo è stato completamente cancellato dal video presentato dalla Rai, e la solita mistificazione, il solito cancellare la storia vera della Sicilia e della città di Messina, che è stata anche capitale della Sicilia, del Regno di Sicilia, e che grazie alla distruzione seguita al terremoto del 1908 sono riusciti i piemontesi a cancellare quel poco che era rimasto
del terremoto, e quindi hanno fatto sparire anche gli archivi, hanno fatto sparire le biblioteche che potevano in qualche modo confermare tutte queste prove raccolte in giro per il mondo dal nostro ricercatore Martino Iuvara. Quello che oggi è considerato un eroe, un grande letterato dell'Inghilterra, in realtà era nato a Messina, in realtà si era formato nella città di Messina, si era diplomato presso l'Università di Messina, e quindi è un personaggio importante per la storia del mondo, ma è un personaggio di una cultura di formazione siciliana, non di formazione italiana. Sono chiamati Flora, ma siamo nei primi anni del Cinquecento, in piena Controriforma.